Buongiorno, benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. A Niscemi è crollata una palazzina di 3 piani che era in bilico sulla frana. Intanto domani riapriranno le scuole. Polemiche, inchieste post frana, istituita una commissione di studio per accertare le cause e le condizioni di rischio. Cede il controsoffitto del pronto soccorso all'ospedale Cervello di Palermo. Un'operatrice è rimasta ferita al volto. Ieri l'inaugurazione dell'anno giudiziario in Sicilia tra carenze d'organico e lentezze. A Catania e Palermo preoccupa l'aumento della devianza giovanile. Catania, per la festa di Sant'Agata, come ogni anno le nostre testate si preparano ad offrire una massiccia copertura su TV, web e social. Racconteremo la processione minuto per minuto con la diretta dei Voti Tutti. Calcio, pesante sconfitta del Catania contro il Sorrento. I campani rimontano e vincono 3-1. Per Toscano sono stati commessi errori grossolani. Oggi in campo Trapani e Siracusa. In apertura una notizia dell'ultima ora: la polizia ha arrestato un pregiudicato catanese di 34 anni che nel tentativo di sfuggire a un controllo si è reso protagonista di una serie di gravi infrazioni alla guida finite con l'investire anche un poliziotto. I fatti sono accaduti nei giorni scorsi tra Piazza Europa e via Gabriello Carnazza a seguito di un normale controllo effettuato in strada dagli agenti delle volanti. Dopo aver intimato l'alta ad una delle auto che passavano, i poliziotti hanno verificato che il conducente che si trovava alla guida non aveva mai conseguito la patente ed era anche sprovvisto di copertura assicurativa. In pochi istanti l'uomo ha ingranato la marcia e è fuggito a tutta velocità, tra l'altro imboccando contromano anche alcune strade. A un certo punto i poliziotti sono riusciti a bloccarlo, uno di loro è sceso dall'auto per fermarlo, ma l'uomo ha accelerato e lo ha investito colpendolo leggermente alle gambe. Torniamo adesso a Niscemi, dove c'è stato un nuovo crollo. È venuta giù una palazzina di 3 piani che era proprio in bilico sul precipizio. Intanto continuano le polemiche sugli interventi mai realizzati. Gerry Italia. Alla fine è venuta giù, è crollata una palazzina di 3 piani nel quartiere Sante Croci, uno dei rioni più esposti di Niscemi, sospeso sul costone franoso caduto a valle 7 giorni fa. L'edificio si trovava a pochi metri dall'immagine simbolo dell'auto rimasta in bilico sul precipizio. Da 48 ore sulla città piove senza sosta. Il crollo è solo l'ultimo atto di un dissesto che avanza lentamente ma inesorabile. Gli edifici adiacenti, anch'essi affacciati sul costone, appaiono squarciati. Dall'alto si vedono stanze aperte nel vuoto, mobili, elettrodomestici, fotografie appese ai muri, frammenti di vita quotidiana, famiglie e bambini. Le case si sbriciolano giorno dopo giorno fino al cedimento definitivo. Eppure la frana di Niscemi era stata definita urgente già nell'ottobre del 1997. In un'ordinanza pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nel novembre successivo si parlava chiaramente della necessità immediata di monitorare l'area, acquisire dati tecnici e progettare interventi di messa in sicurezza. In quegli stessi giorni l'allora segretario alla Protezione Civile Franco Barberi denunciava una situazione di completo disordine, assenza di drenaggi, acque superficiali e reflue scaricate senza canalizzazione nonostante il vincolo idrogeologico. I fondi c'erano, parte dei 250 miliardi di lire assegnati alla Regione Sicilia per il dissesto idrogeologico e altri 3 miliardi già stanziati ma mai utilizzati. Quella frana si sarebbe potuta evitare, disse Barberi parlando di ordinaria malamministrazione. Oggi, a distanza di quasi 30 anni, quelle parole risuonano come un'amara profezia. Un sessantenne di Floridia, Giuseppe D'Amore, è deceduto ieri sera in seguito alle ferite riportate in un incidente sulla strada provinciale 74 tra Floridia e Canicattini in provincia di Siracusa. L'auto sulla quale viaggiava è uscita di strada terminando contro il bordo della carreggiata. Il sessantenne è stato trasferito negli soccorsi all'ospedale di Catania dove è morto. Andiamo avanti adesso, sempre su Niscemi, dove per accertare le cause e le condizioni di rischio è stata istituita una commissione di studio. Sentiamo Maglio Viola.
Una commissione di studio per verificare l'andamento della frana di Niscemi, i motivi per i quali è divenuta così rovinosa, ma anche per proporre interventi di mitigazione dei danni e del rischio. È stata istituita con decreto dal ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, che ha posto alla guida di questo gruppo di 5 esperti il rettore dell'Università di Catania Enrico Foti. La commissione avrà un mese di tempo per consegnare le proprie conclusioni e potrà avvalersi anche del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e del Dipartimento Casa Italia. Di fatto, parallelamente all'indagine amministrativa, su quasi 30 anni di ritardi si potrà procedere a studiare il fenomeno e le soluzioni, ma intanto un'indagine di natura penale è stata avviata anche dalla Procura di Gela, che invece vuole vederci chiaro su 29 anni, 9 ordinanze di protezione civile solo fra il 97 e il 2002, stanziamenti per decine di milioni di euro che sembrano non aver portato a nessun intervento, almeno fino al 2023. L'inchiesta senza indagati, che ipotizza per ora il reato di disastro colposo, comincerà dall'acquisizione di una montagna di documenti, ovvero i provvedimenti assunti in questi 29 anni dalla frana del 97 in poi. La Procura di Gela la prossima settimana nominerà i suoi 3 periti per ricostruire questi anni di ritardi. Intanto proprio oggi agli agricoltori della Piana di Catania il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno ha anticipato che il prossimo 12 febbraio verranno in Sicilia su suo invito tutti i presidenti dei consigli regionali d'Italia. Terranno seduta a Niscemi perché, secondo Galvagno, in Italia pochi hanno capito la portata degli eventi siciliani. Inizia proprio oggi il riempimento della sede stradale della Reggia Trazzera San Michele di Ganzaria a Niscemi per rompere l'isolamento del paese e assicurare i collegamenti necessari verso il centro abitato. I vigili del fuoco stanno proseguendo le attività di assistenza alla popolazione per il recupero degli effetti personali ed hanno effettuato, questo è un bilancio, 61 interventi di accompagnamento nelle abitazioni evacuate per un totale di ben 447 interventi dall'inizio dell'emergenza. Intanto, sempre su questo argomento, si affacciano nuove ipotesi sulle cause, come ad esempio la presenza di sacche di gas metano, che però non convince tutti. Emanuela Corsi. Il capo della Protezione Civile siciliano ha firmato un'ordinanza che prevede la realizzazione di un'analisi del rischio idrogeologico nel territorio e di un programma di indagini geognostiche, geotecniche e di monitoraggio strumentale finalizzato ad accertare le cause del dissesto, oltre che la predisposizione di un sistema di sorveglianza. Bisogna fare le indagini geotecniche, le varie indagini in situ, e allora individuare la profondità, l'estensione, lo sviluppo di questa superficie di scorrimento. Tra le cause del disastro si affaccia la teoria del segretario generale dell'autorità di bacino Santoro, che ipotizza che l'innesco potrebbe essere stato favorito dal cedimento di strati profondi del terreno in connessione con la presenza di sacche di gas metano. Non mi sembra molto verosimile il discorso delle sacche di metano. Abbiamo avuto anche di piogge piuttosto intense che sicuramente avranno aumentato il livello delle pressioni neutre, delle pressioni interstiziali. Punterei più su questo. Diversi gli interventi al vaglio degli esperti, tra questi una rete di pozzi drenanti. Abbassare queste spinte, le spinte dell'acqua, potrebbe essere un intervento. Sentivo parlare di chiodature, l'estensione è notevole, anche il costo potrebbe essere notevole. Un'altra cosa che si potrebbe fare è alleggerire a monte e caricare a valle. In ogni caso, sostengono gli esperti, è fondamentale prima conoscere la causa dello scivolamento. Al pronto soccorso dell'ospedale Cervello di Palermo è crollata una porzione del controsoffitto proprio dell'area di emergenza. Sembra ci fosse una perdita nella conduttura d'acqua. Maglio Viola. Paura all'alba al pronto soccorso dell'ospedale Vincenzo Cervello di Palermo. A causa, sembrerebbe, di una perdita dalle tubature idriche della struttura, è crollata una porzione del controsoffitto dell'area di emergenza del nosocomio. Nel crollo dei pannelli è rimasta ferita una operatrice sociosanitaria che ha riportato una frattura al naso non grave. Il crollo non ha riguardato fortunatamente l'area dove in quel momento si trovavano i pazienti in attesa. Per precauzione, le 34 persone ricoverate sono state però trasferite nei reparti che avevano posti letto disponibili all'interno dell'ospedale. Intorno alle 12:30, riferiscono dalla direzione strategica dell'ospedale stesso, la tubatura è stata riparata e il pronto soccorso è tornato pienamente operativo, anche se, precisano, le attività in urgenza non sono mai state sospese.
Una turista sarebbe stata violentata a Palermo nel bagno di un pub nei pressi di via Roma. La squadra mobile che ha ascoltato la donna indaga sulla vicenda che risale allo scorso settembre, ma emersa solo adesso perché il questore Maurizio Calvino ha disposto la chiusura del locale a causa di una rissa scoppiata il giorno dopo questo presunto caso di stupro. Un provvedimento di chiusura ha raggiunto anche un altro locale, una discoteca, dove a fine anno si sarebbero verificate 2 risse, la prima tra una ventina di giovani, nell'altra un cliente è stato colpito a calci e pugni ed è finito in ospedale. L'attenzione dello Stato sui territori più fragili ed una fotografia preoccupante della criminalità nel cuore della Sicilia. A Caltanissetta l'inaugurazione dell'anno giudiziario, dalla vicinanza a Niscemi colpita dalla frana ai dati che confermano la presenza delle organizzazioni mafiose. Rita Cinardi. A Caltanissetta la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario si è aperta con un pensiero ai cittadini di Niscemi colpiti dalla frana che in questi giorni ha costretto centinaia di persone a lasciare le proprie case. La Presidente della Corte d'Appello, Domenica Motta, ha sottolineato come oggi la città niscemese rappresenti una delle priorità per l'Italia, ma dalle relazioni emerge anche un quadro complesso e preoccupante. Il distretto nisteno resta segnato da una perdurante vitalità delle organizzazioni mafiose. Le iscrizioni per associazione a delinquere di stampo mafioso sono state 116, in netto aumento rispetto all'anno precedente, mentre 32 riguardano associazioni finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti, dati che secondo la Presidente confermano la capacità delle cosche di rigenerarsi sul territorio. Accanto alla criminalità organizzata, forte preoccupazione anche per i reati di violenza sessuale, spesso ai danni di minori e soggetti fragili, in contesti che avrebbero dovuto garantire protezione e cura. Un impegno straordinario infine richiesto dalle indagini sulle stragi mafiose del 92-93. Il procuratore generale Fabio Danna ha ribadito come il contrasto alla mafia e la ricerca della verità su quei delitti restino una priorità assoluta. Resta alta l'attenzione poi sull'area gelese, dove la criminalità organizzata continua a mostrare una forte propensione alla violenza e una preoccupante disponibilità di armi. Anche a Catania c'è stata l'inaugurazione dell'anno giudiziario, passi in avanti nella gestione dei processi civili, nella digitalizzazione degli atti e sul fronte dell'edilizia. Tonino De Mana. I vuoti di organico che affliggono la magistratura, con inevitabili conseguenze sull'organizzazione degli uffici e sull'andamento della giurisdizione. La devianza giovanile da Guinness dei primati, ma anche passi significativi sul fronte dell'edilizia giudiziaria. La cerimonia per l'apertura dell'anno giudiziario 2026 a Catania è un momento significativo e di confronto, racchiuso in quasi 200 pagine di relazione. Nel distretto etneo il bilancio è positivo, nel penale si è migliorato nei tempi e nell'entità delle pendenze ed ora bisogna lavorare per raggiungere i risultati del civile, come spiega il presidente facente funzione della Corte d'Appello Giovanni Di Pietro. Soprattutto il settore civile ha guadagnato molto dalla presenza anche degli addetti all'ufficio del processo che si sono inseriti e danno un grosso contributo sia all'attività amministrativa che a quella giudiziaria, e hanno assicurato un ricambio generazionale nell'amministrazione che non operava più da almeno 25 anni. Oltre ai lavori in fase avanzata alla cittadella di Viale Africa, passi in avanti si registrano sul fronte dell'edilizia. Il Ministero della Giustizia dopo tanti anni ha acquistato un immobile in Sicilia, a Catania, l'ex Educandato, che sarà destinato a sede degli uffici giudiziari minorili. Per Catania c'è anche il primato nell'innovazione tecnologica, nella digitalizzazione degli atti in tutti gli uffici giudiziari. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità e poi torniamo per raccontarvi la festa di Sant'Agata che sta per iniziare, con i dettagli della nostra diretta che torna anche quest'anno. Catania si prepara a riabbracciare Sant'Agata, la sua patrona, e come ogni anno le nostre testate si preparano ad offrire una copertura minuto per minuto. Eva Spampinato. L'attesa cresce di giorno in giorno, Sant'Agata sta per ritornare tra i suoi cittadini e noi siamo pronti a raccontare il grande abbraccio collettivo di una festa di popolo e devozione, un giubileo del cuore, dello spirito, ma anche delle strade in festa, ed è lì che saranno le telecamere di Antenna Sicilia, Telecolor e Sicilia Web, insieme alla squadra di giornalisti, conduttori e social team che dal 3 al 6 febbraio racconteranno in diretta, minuto per minuto, lo svolgersi della processione che attraversa le strade di Catania. Un impegno che si
si traduce in numeri importanti come quelli realizzati durante l'edizione dello scorso anno di Devoti Tutti. Oltre 2.400.000 telespettatori diversi, più di 6 milioni di visualizzazioni complessive e un picco di oltre 320.000 spettatori simultanei. Una copertura che va oltre la televisione. La diretta streaming sul sito siciliaweb.it l'anno scorso ha totalizzato oltre 6 milioni e 200 minuti visti, mentre sui social si contano oltre 3.200.000 visualizzazioni con più di 35.000 interazioni tra Facebook e Instagram. In totale oltre 6 milioni di contatti tra TV, web e social, numeri che confermano la nostra diretta della festa di Sant'Agata come l'evento siciliano più seguito in televisione in Sicilia e il più visualizzato sul web. E proprio dal web, dai social, quest'anno arrivano novità per l'edizione 2026 di Devoti Tutti. Una serata speciale il 3 febbraio a teatro sul palcoscenico del Gatto Blu. Punto Agata e la possibilità di seguire le dirette tramite l'app Sicilia Web. Insomma, Devoti Tutti è il risultato della dedizione di un grande gruppo editoriale e di una squadra di giornalisti che anno dopo anno raccontano con passione, rispetto e professionalità una tradizione che unisce Catania, la Sicilia e i siciliani nel mondo. Ascolti al top e social da record. Sant'Agata è di tutti, ovunque ci sia un siciliano. Capinera da una novella di Giovanni Verga in scena al Centro Zoo di Catania per raccontare le libertà negate. Sentiamo Orazio Longo. Oltre la fame e la sete. Le gabbie come simbolo delle costrizioni che segnano la vita, riflessione universale sulla libertà negata. Capinera è lo spettacolo presentato da Palco Off al Centro Zoo Culture Contemporanee di Catania. Sul palcoscenico Rosy Bonfiglio a raccontare la storia di Maria, giovane costretta alla monacazione forzata dalla matrigna e dalla debolezza del padre, ambientata nella Catania di fine Ottocento, la Catania di Giovanni Verga, dalla novella da cui è tratta ma riadattata con una regia dal taglio dichiaratamente contemporaneo. La narrazione è un flusso sonoro e fisico dove la musica elettronica, la voce e il corpo dell'attrice si intrecciano in un'esperienza sensoriale unica con la scena che diventa un campo di battaglia tra il corpo e la mente. Lo spettacolo, vincitore del premio Palco Off al Fringe Italia Off 2024 e di una menzione speciale di retablo, nasce nel 2016 vincendo il bando del Teatro Studio 1 di Roma. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. Siamo al calcio, pesante sconfitta del Catania contro il Sorrento, i campani rimontano e vincono 3-1 per Toscano, ci sono stati errori grossolani. Marco Carli. La partita peggiore dopo quella migliore. Nel giro di 6 giorni va in scena il doppio volto del Catania che all'ottima prestazione con il Cosenza fa seguire quella assolutamente negativa di Potenza col Sorrento, riproponendo inoltre la differenza fra la squadra del Massimino e quella che si vede in trasferta, una differenza che era stata coperta dalla vittoria di Monopoli. E pensare che la partita del Viviani era cominciata benissimo, approccio giusto, da capolista, lunetta imperversa sulla sinistra, taglia come il burro la difesa del Sorrento e mette in mezzo, dove un gioco per forte, realizzare il suo ottavo gol in campionato. Lo slancio iniziale dura lo spazio di 10 minuti, poi incredibilmente si spegne la luce, complici le scelte iniziali di Toscano su cui incide l'assenza di Casasola per squalifica. Carnielutti da braccetto scelto al posto di Allegretto e Raimo sull'esterno vanno in difficoltà sul fronte destro. Da quella zona parte l'azione del pareggio campano, una sequenza di errori che coinvolge tutti e lascia Sabatani solo al centro dell'area. Facile colpire indisturbato per l'1-1. Il Catania crolla e va sotto, sempre dal fronte sinistro del Sorrento. Esposito fa partire l'azione del vantaggio, la sfera gira a destra con una serie di palloni dentro letti malissimo dalla difesa etnea. Ricci serve Cucurullo, il pallone arriva in mezzo per Crecco che segna il gol del 2-1. I rossazzurri sono sotto e sembrano chiedersi perché, dopo un avvio che aveva in apparenza messo in discesa il match. Invece la salita si fa sempre più impervia, tanto è vero che gli etnei rischiano ancora nel finale di tempo.
Nella ripresa entra Di Noia per Corbari e poi di fila Ierardi, Donnarumma, Bruzzaniti e Caturano. Il Catania gioca con 2 punti di peso perché Forte resta in campo e con 2 giocatori ai lati come Bruzzaniti ed Ausilio, ma non riesce a produrre una vera occasione. Alla fine il Sorrento a trovare il meritato terzo gol con Ricci, che al 90° va in gol dopo un intervento di Ierardi su tiro di Shaw. Il Catania a quel punto ha 2 occasioni con Forte e Caturano, ma i colpi di testa vanno entrambi fuori. Troppo tardi e troppo poco. Una partita per certi versi inspiegabile. Servirà a trovarle presto le cause, perché sabato c'è il Trapani al Massimino, dove il Catania cambia volto, ma la sconfitta di oggi fa male anche al morale, oltre che alla classifica. Sfide casalinghe per Trapani e Siracusa. Sentiamo Sergio Colosi. Trapani in campo oggi al Provinciale contro l'Altamura per proseguire la striscia di vittorie, 3 in 4 giornate, e allontanarsi dalla bassa classifica. È uno scontro, diciamo, tra virgolette salvezza, perché comunque c'è qualche punto più di noi, una squadra che gioca molto bene, che ha un allenatore preparato e competente, che hanno cambiato pochissimo, ecco, rispetto a quella che era la rosa di partenza, con giocatori esperti in avanti come Curcio, Rosafio, un po' giovani, ecco, perché hanno per gran parte del campionato fatto minutaggio e quindi giovani interessanti. Nella formazione granata rientra Marcolini, infortunati Ciuferri e Vasquez, 4 successi in trasferta dei pugliesi senza lo squalificato Silletti. Gioca in casa anche il Siracusa, al De Simone contro il Crotone. La squadra di Turati è chiamata ad interrompere la serie negativa. Sicuramente il Crotone è una squadra molto propositiva, una squadra che vuole giocare a calcio, divertendosi, ha chiaramente calciatori molto forti per questa categoria, quindi per noi sarà sicuramente una bella partita. Ci siamo preparati per affrontarli bene. Dal mio punto di vista abbiamo l'opportunità di riproporre quello di buono che abbiamo fatto all'andata. 22 gli azzurri convocati, pesa l'assenza di Valente. Palermo, grazie alla vittoria di Bari, resta in scia promozione diretta. Sentiamo Marco Gullà. La vittoria di Bari ha permesso al Palermo di rosicchiare 2 punti al Frosinone e rimanere comunque in scia Venezia, nuova capolista del campionato dopo la vittoria di ieri con la Carrarese. Al San Nicola i rosanero hanno fornito una prova di forza, ma per provare a rientrare in zona promozione diretta occorre non abbassare la guardia e continuare a fare punti. Nota positiva della trasferta pugliese anche il ritorno al gol di Jeremy Ledoiron. Belle victoire, un match sérieux. Avec 3 buts et 0 but encaissé, donc un clean sheet, ça fait toujours plaisir pour la défense. Et offensivement, on a réussi à marquer nos occasions, donc très content de la victoire. Il Palermo ha il suo punto di forza nella difesa, la migliore del torneo, porta inviolata da 3 gare. Inoltre i rosanero nelle ultime 10 partite hanno subito solamente 5 gol, un dato che certifica l'ottimo stato di salute dei siciliani che sabato al Barbera affronteranno l'Empoli. Mercato, ultime ore per la definizione di Dennis Jonsen della Cremonese. Osti proverà l'assalto decisivo prima del fotofinish. Con la Sampdoria potrebbe andare in porto anche lo scambio di Achité De Paoli. Tutto per questa edizione, vi lascio adesso alla rassegna stampa condotta da Luca Ciliberti. L'informazione torna come sempre alle 14. A tutti una buona domenica.